Porre al centro la persona, non i bilanci. Il Vescovo nella giornata del malato ha invitato a fare un esame di coscienza serio nel processo di cura e accompagnamento dei sofferenti. Mettersi con generosità a servizio di Gesù, uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo. L'invito del Papa all'Angelus, appello di Francesco contro la tratta di esseri umani, denunciare ogni abuso. Iniziata a Lavagna la demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato. Dureranno una decina di giorni le operazioni, la prima denuncia di irregolarità nel 1986. Concluso il 43esimo campionato invernale di vela del Tiguglio, vittoria per Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni. Gli organizzatori già guardano alla prossima edizione con l'aggiunta di una manche. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio. Oggi occorre fare un esame di coscienza serio per verificare se l'attenzione per la persona ammalata sia davvero al centro del processo di cura e accompagnamento dei sofferenti o se invece la presa in carico dell'ammalato non sia soggetta a leggi economiche e bilanci. Lo ha chiesto il Vescovo Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia nella giornata mondiale del malato. Vediamo. Le persone sofferenti stanno a cuore alla comunità cristiana e non solo un giorno all'anno. Lo ha sottolineato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto in occasione della giornata mondiale del malato. Riprendendo il messaggio di Papa Francesco, Monsignor Tanasini ha ricordato come per curare un ammalato servano competenza ma anche tenerezza, sull'esempio di Gesù che innanzitutto non si sottrae quando viene sollecitato a prendersi cura di una persona sofferente. E ricordando Madre Teresa che si chinava sui moribondi anche solo per stringere loro la mano nel momento del trapasso. Gesto inutile dal punto di vista terapeutico ma capace di donare all'ammalato una morte dignitosa da creatura amata. L'infermo è un uomo o una donna ferita nel suo intimo, non soltanto nel suo corpo. È un uomo o una donna che sperimenta la propria fragilità, che in quel momento, in quel tempo, sente la propria impotenza. Chi si avvicina con amore, con tenerezza, con attenzione, riempie quell'umanità ferita dell'amore. La gratuità si esprime nel dono, il dono che è più di un regalo perché implica mettere in gioco se stessi, prendere su di sé il dolore dell'altro. Di qui l'invito ad una presa di coscienza seria sulle reali intenzioni e obiettivi di chi si accosta alle persone ammalate. Non basta riempirsi la bocca di umanità, ha aggiunto il pastore della diocesi. È un esame di coscienza serio questo, perché troppe volte oggi la cura dei malati è soggetta alle leggi dell'economia e allora non è più gratuita. Ma i malati diventano strumento per affari o per interessi e ogni nostro impegno sia davvero perché i nostri malati stiano principi, cioè coloro che stanno prima dei nostri desideri, delle nostre attenzioni. In occasione della giornata del malato, l'ASL 4 ha ampliato l'orario di visita ai degenti per parenti e amici in tutti gli ospedali del territorio. Oggi dunque sarà possibile visitare i propri cari fino alle 18 senza interruzioni, ad eccezione delle unità operative di terapia intensiva, rianimazione, ostetricia, ginecologia e cardiologia, per le quali l'orario rimane invariato. I volontari dell'AVO e del Tribunale dei diritti del malato sono presenti da questa mattina nell'atrio dell'ospedale di Sestri Levante per informazioni e consulenze. Siamo andati a vedere. È una giornata particolare, forse per sensibilizzare un pochino anche l'opinione pubblica, per mettere a fuoco questa situazione di chi, pur nella vita frenetica di tutti i giorni, si trova a lottare con la malattia e quindi è nelle strutture, negli ospedali, con tutto ciò che questo comporta. Un lavoro silenzioso quello di chi lavora negli ospedali. Sicuramente sì, in primis da parte degli operatori per i quali ormai il lavoro è diventato molto faticoso, anche perché c'è stata una riduzione notevole del personale, e silenzioso anche da chi
partecipa come volontario come noi, perché io credo che la cosa importante sia quella di stare vicino in silenzio, ascoltare e far capire che c'è una presenza umana che desidera condividere ciò che una persona sta soffrendo. C'è bisogno di volontari, di persone che facciano questo. Sì, ce n'è molto bisogno e ci accorgiamo andando avanti, forse anche perché noi viviamo in un territorio dove lo sappiamo, l'età media è abbastanza alta, quindi sia negli ospedali che nelle strutture di ricovero c'è tanto bisogno di volontari. E io continuo a dire, non perché le persone non siano curate, questo non possiamo assolutamente dirlo, anzi, però è comprensibile che gli operatori non possono dedicarsi anche per soli pochi momenti ad una persona soltanto. Per essere bravi e imparare a fare questo ci sono anche dei corsi e l'AVO ne sta portando avanti proprio uno in queste settimane. Sì, c'è proprio in corso. Stiamo effettivamente effettuando un corso, si sta svolgendo a Chiavari nella sala Livellara, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 più o meno l'orario. Diciamo che il corso è già iniziato da alcune lezioni, ma se qualcuno fosse interessato potrebbe ancora mettersi in contatto con noi. E la Liguria è una delle 8 regioni italiane a disporre del numero unico per le emergenze 112, unica centrale operativa di ricezione e coordinamento di tutte le chiamate urgenti per sanità, forze dell'ordine, vigili del fuoco e guardia costiera. Oggi il Policlinico San Martino di Genova ha celebrato una giornata dedicata proprio a questo servizio, invitando le scuole a partecipare. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Nel 2018 la centrale operativa 112 ha ricevuto 1.118.018 chiamate. Il numero viene sempre più spesso utilizzato dalla popolazione, in particolare per le richieste dell'emergenza sanitaria effettuate attraverso il numero 118, che sono passate dal 70% del febbraio 2017 al 51% di dicembre 2018. Il Papa adesso, il Figlio di Dio ci sperona a non cadere vittima della delusione e dello scoraggiamento di fronte alle sconfitte e ci invita a uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo per essere testimoni di bontà e di misericordia. Sono parole di Papa Francesco pronunciate prima della preghiera mariana dell'Angelus. Il pontefice ha commentato il Vangelo di Luca proposto dalla liturgia domenicale, invitando a mettersi con generosità al servizio di Gesù, solcando mari carichi di sorprese. Vediamo. Il Signore ci invita a uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo per essere testimoni di bontà e di misericordia. Prima della preghiera mariana dell'Angelus, Papa Francesco incoraggia tutti a rispondere alla chiamata del Maestro Divino, superando i propri limiti senza cadere vittime della delusione e dello scoraggiamento di fronte alle sconfitte. Bisogna dunque divenire annunciatori e testimoni del regno di Dio, come fecero con fiducia e abbandono Pietro e gli altri pescatori. Così agisce con ciascuno di noi. Ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita, per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare che si rivela carico di sorprese. Suo invito a uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo per essere testimoni di bontà e di misericordia dà senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia spesso di appiattirsi su se stessa. E dopo la preghiera mariana il Papa ha ricordato che pochi giorni fa si è celebrata la giornata internazionale contro la tratta di persone e ha invitato ad una assunzione di coscienza e responsabilità da parte di tutti. Sentiamo proprio un passaggio del suo appello. 2 giorni fa, nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchita, si è svolta la 5ª giornata mondiale contro la tratta di persone. Il motto di quest'anno: Insieme contro la tratta. È un invito, un'altra volta, non dimenticare, insieme contro la tratta. È un invito a unire le forze per vincere questa sfida. Ringrazio tutti coloro che combattono su questo fronte,
in particolare tante religiose. Faccio appello specialmente ai governi perché siano affrontate con decisione le cause di tale piaga e siano protette le vittime. Tutti però possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e schiavitù di uomini, donne e bambini. Veniamo alla cronaca locale, un momento che da più punti di vista può essere definito storico per Lavagna. Da questa mattina è iniziato in piazza Vittorio Veneto lo smantellamento della veranda Ostigoni in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto la demolizione e il parziale ripristino dei luoghi. L'abbattimento pone fine ad una situazione annosa iniziata nel lontano 1986. Vediamo. C'è chi fa una foto per immortalare il fatto, chi passa incuriosito e chiede ai numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine che cosa stia succedendo. C'è chi si ritrova in piazza per ricordare il marito che non c'è più e che oltre 30 anni fa si è battuto per vedere realizzato oggi questo momento. L'apertura del cantiere per la demolizione della veranda abusiva del bar Ostigoni a Lavagna è un passo fortemente simbolico nella vita pubblica della cittadina del Tigullio, la cui amministrazione ancora oggi è commissariata per mafia. È un grande giorno per noi. Mi dispiace che non ci sia lui a vederlo. A vincere l'appalto per i lavori di demolizione del manufatto, intervento che viene seguito direttamente dall'ufficio tecnico del comune di Lavagna, la NME, ditta dell'Alessandrino, indicata dalla prefettura perché è iscritta all'albo dei soggetti che possono operare per l'abbattimento di strutture dichiarate abusive. Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 20.000 euro, anche se molto dipenderà dal lavoro necessario per il ripristino della superficie della piazza, della quale non si conosce ad oggi lo stato. I primi elementi ad essere smontati saranno i vetri, poi sarà la volta della struttura in acciaio, operazione che domani renderà necessario spostare di qualche metro la bancarella di frutta e verdura adiacente. Nei giorni scorsi la proprietà ha provveduto a portare via e smaltire gli arredi presenti ancora all'interno. Qui il tempo sembrava essersi fermato a quel giorno di 3 anni fa in cui la struttura era stata oggetto di sequestro da parte della magistratura nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. I frighi ancora accesi, torte e panini presenti nelle vetrine, i tavolini approntati. Ma la giornata di oggi è un salto indietro nel tempo per chi, sedendo tra i banchi del Consiglio Comunale nel 1986, aveva per primo denunciato l'abuso. Avete aspettato tanto, ma alla fine qualcosa si è mosso, si sta muovendo. Sì, qualcosa si è mosso, anche se tanti abusi rimangono ancora come sono. Questo è uno importante che si sia arrivati alla definizione, ma è uno dei tanti. Andiamo a Genova da oggi per 3 giorni. La trave tampone staccata dal moncone ovest del Ponte Morandi, che è stata portata a terra nella giornata di sabato, sarà a disposizione dei periti nominati dal giudice per le indagini preliminari per effettuare alcune prove. Proseguono così gli interventi delle imprese incaricate alla demolizione del viadotto. A ovest, smontata la trave numero 8, inizieranno ora tutti i passaggi propedeutici e indispensabili per tagliare e abbassare le altre porzioni del ponte. Verrà seguito lo stesso procedimento che si è reso necessario per effettuare il lavoro sulla trave 8, posizionamento dei contrappesi, sistemazione dei tiranti, taglio del ponte. Tutte queste operazioni saranno replicate anche per le altre 5 travi tampone che dovranno essere calate a terra. Intanto, per quanto riguarda la parte est del viadotto, le imprese hanno iniziato a preparare le fondazioni per sistemare le gabbie necessarie a rinforzare le pile 10 e 11 del moncone. Proseguono dunque anche in questo caso gli interventi propedeutici alla demolizione del viadotto. Circondata dall'affetto dei suoi cari, si è abbandonata all'abbraccio del Signore Albertina Copello Mazzino, detta Betty, storica volontaria di Telepace, insieme al figlio Marco, uno dei volti del TG. Da qualche tempo sofferente a causa di una malattia, Betty si è spenta ieri all'RSA dell'ospedale di Chiavari. A Telepace era arrivata sin dagli inizi dell'emittente, collaborando in mansioni di segreteria per la trasmissione direttamente su. Era stata una dei tanti volontari che aveva prestato servizio in occasione della visita di San Giovanni Paolo II a Chiavari. Donna di fede, elegante, gioviale, con questo spirito aveva affrontato la malattia infondendo fiducia e ottimismo anche a chi la accudiva. Il marito, Pier Giovanni, con il quale oltre alla vita familiare aveva condiviso anche il lavoro, entrambi
entrambi ex dipendenti del Banco di Chiavari. I figli Marco, anch'egli bancario, e nostro collaboratore, ed Enrico lascia la nuora, i nipotini Davide e Andrea e i parenti tutti. Oggi alle 18:30 la salma sarà traslata nella chiesa di San Pier di Canne a Chiavari, dove alle 19 sarà recitato il rosario. Domani alle 15 nella stessa chiesa sarà celebrato il funerale. Le offerte saranno devolute all'AIR, che è l'Associazione per la ricerca contro il cancro. All'amico Marco e a tutta la famiglia Manzino va l'abbraccio e la preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e lo sport. Corriere della Sera titola: Banca Italia alla difesa di Tria, il ministro tutelare l'indipendenza, ma Di Maio e Salvini vogliono discontinuità, boccia di Confindustria, l'autonomia di via nazionale garantisce il sistema democratico. E poi Manuel, resisto e mi ispiro a Bebe Vio, il nuotatore paralizzato a Roma. Cosa penso di chi mi ha sparato? Nulla. In questi giorni la prima persona che mi è venuta in mente è stata Bebe Vio, mi ispirerò a lei. L'inchiesta fino al voto del 26 maggio, quindi un'inchiesta sull'Europa nel nome di Antonio Megalizzi, 29enne reporter italiano ucciso da un terrorista a Strasburgo poco prima di Natale. Lui credeva fermamente nell'Unione Europea, 100 giorni ricordando Antonio. Le parole dell'Europa, il sogno di Interrail. In Abruzzo vota 1 su 2 il centrodestra Avanti, poi sappiamo che ha vinto appunto le elezioni regionali abruzzesi. E poi la vittoria di Mahmood diventa un caso politico, il risultato di Sanremo e appunto il Corriere della Sera ci mostra chi è questo cantante nuovo che ha vinto il Festival della Canzone Italiana. Mahmood, italiano al 100%, cresciuto in periferia tra i cantautori di mamma e la musica araba di papà. Alle elementari avevo tanti amici di nazionalità diversa, c'è stata anche una frase in arabo nella sua canzone che ha destato qualche timore, però qua c'è il significato di queste parole. E tra le altre cose sul giudizio politico Mahmood dice: cosa ne penso del ministro dell'interno? Che il giudizio sulla musica è soggettivo. Secolo XIX, le tentazioni del governo, usare l'oro di Banca Italia, parte delle riserve auree potrebbe essere utilizzata per evitare la manovra bis, ma Borghi, presidente della Commissione Bilancio, quei lingotti vadano allo Stato. E poi frutta e verdura, così cambia il prezzo nei mercati, un'inchiesta di come si determina appunto il prezzo di frutta e di verdura. Cichita pensiona le navi bananiera, il trasporto passa a 35 portacontainer, il cargo sulla rotta dei tropici. E poi il sindaco di Rapallo agli albergatori: basta parlare di turismo a picco, vediamo nelle pagine del Levante, parlare di disastro e farsi male da soli, dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: mi assumo tutte le responsabilità e sono pronto a pagare, ma fino al 21 di aprile stop a chi dice che non funziona nulla. Da marzo campagna con Regione Aeroporto, la strada 227 è pronta per gli arrivi di Pasqua. Ma su TripAdvisor e Google foto e commenti shock, così in rete Rapallo si mostra ancora nel pieno disastro. E siamo alla cronaca: auto in fiamme all'alba a Lavagna, in via dei Devoto, indagano ora i carabinieri, il Movimento 5 Stelle lamenta la mancanza di un impianto di videosorveglianza, per noi è prioritario. E poi tra le notizie in breve, cordoglio in città per Betti, Coppello, Mazzino. Tante persone hanno partecipato alla 62esima Sagra della Mimosa di Pieve Ligure. Al mattino la corsa in giallo, cui hanno partecipato 60 corridori. Nel pomeriggio la sfilata dei carri con la premiazione dei più belli. La medaglia d'oro è andata al carro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pieve con il tema del film di animazione Disney Up. Il secondo posto La favola per antonomasia, Cappuccetto Rosso, inscenata nel carro del gruppo della parrocchia di Pieve Ligure. A salire sul terzo gradino del podio la Proloco di Sori, che ha deciso di dedicare la propria composizione ad Ansel e Gretel, il cucchiaio di legno per la Proloco di Pieve Ligure con il pifferaio magico. Il premio al balcone fiorito è andato invece a Giovanna Montobbio di 92 anni. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Ci sono stati momenti di apprensione questa mattina sull'autostrada A12 nel tratto compreso fra Sestri, Levante ed Eiva Marina per un furgone che è andato a fuoco in maniera autonoma. A bordo si trovavano 6 persone, si tratta di persone addette al volantinaggio, tutti sono rimasti fortunatamente illesi. Il fatto è accaduto attorno alle 7:50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, la polizia stradale
ospedale di Brugnato, un'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso e un carro attrezzi della ditta Pinasco per la rimozione del mezzo. Il furgone è andato quasi completamente distrutto, il traffico tuttavia non ha subito pesanti disagi per l'accaduto. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo la pagina dello sport. Per il calcio la Lega Pro prosegue la preparazione della Virtus Entella in vista della partita di campionato contro la Pro Vercelli. L'incontro si disputerà allo Stadio Comunale di Chiavari mercoledì alle 18:30. Sarà una gara importante per la corsa alle posizioni alte della graduatoria, per cui servirà tutta la spinta del popolo biancoceleste e da venerdì scorso sono aperte le prevendite dei biglietti che si chiuderanno mercoledì mattina alle 9. Per la Serie D un pareggio e una sconfitta nella 23esima giornata del girone A. Cadono in casa i bianconeri di mister Tabiani che ieri ospitavano al Riboli l'Arconatese. Partita terminata 1-0 per gli ospiti con la rete segnata da Vavassori al terzo del secondo tempo. In classifica la Lavagnese è ferma a 28 punti, si prepara alla trasferta di domenica prossima con l'Ivernuno. Il Sestri Levante porta a casa un punto dalla trasferta sul campo della Fezzanese con il risultato di 0-0 grazie ad un rigore parato dal portiere rossoblù Adornato. Per il Sestri a quota 24 punti si apre un periodo di fuoco in chiave salvezza. Domenica prossima lo scontro diretto contro il Prodro Nero che in classifica è a 18. Mercoledì 20 il recupero con il Savona, domenica 24 la trasferta di Chieri e il 3 marzo l'altro spareggio in casa con la Stresa Sportiva. I risultati della pallanuoto, iniziamo dalla 1 maschile, come da pronostico la Pro Recco torna da Catania con 3 punti, 8-17 il punteggio in favore della squadra di Rudic. Questi i parziali della 17esima giornata di campionato, 1-5, 1-6, 2-4 e 4-2. La Pro Recco perde il quarto parziale ma porta a casa i 3 punti che le consentono di rimanere in vetta in vista della grande partita di sabato prossimo nella vasca della Sport Management. Nel campionato di Serie A2 maschile non ce l'ha fatta la Vagna 90 a fermare la corsa della capolista Vela Ancona, ospitata nella piscina del Parco Tiguglio a Lavagna. La gara si è conclusa 8-7 a favore degli ospiti. In classifica la Vagna 90 resta a 18 punti, l'Ancona sale a 24. In Serie A1 femminile colpaccio del Rapallo Pallanuoto che nella terza giornata di ritorno del campionato di A1 femminile davanti al pubblico di casa ha vinto 8-7 contro il plebiscito Padova, campione d'Italia in carica, conquistando temporaneamente il secondo posto in solitaria in classifica. Concludiamo per la pallanuoto con la Serie B, da segnalare il pareggio della Chiavari Nuoto 6-6 nella vasca del Vigevano e la sconfitta del Rapallo Nuoto impegnata in trasferta con il Firenze, 12-5 il risultato finale a favore dei padroni di casa. In classifica il Rapallo resta fermo a quota 7 mentre il Chiavari sale a quota 2 punti. E con le prove del fine settimana appena trascorso si è concluso il 43esimo campionato invernale di vela nel Tiguglio. Da novembre scorso sino a ieri si sono disputate 11 prove in totale suddivise in 2 manche. Una quarantina di partecipanti che si sono cimentati in sfide suggestive. Bilancio positivo per il presidente Franco Nocetti che annuncia per la prossima edizione alcune novità. Le sentiamo. Il 43esimo campionato invernale di vela del Tigullio va in archivio con 11 prove disputate ed una quarantina di partecipanti, la soddisfazione degli organizzatori. Questi vincitori nella categoria ORC 1 e 2 festa grande per Che Stress 3. I 3 successi maturati nell'ultimo weekend hanno incoronato per l'ennesima volta Giancarlo Ghislanzoni e il suo equipaggio vincitori dell'invernale. Nella classe ORC 3 e 5 2 successi ed un terzo posto nella prima gara del weekend vinta da Tecno di Piero Arduino consentono a Freelance di Federico Bianchi di incrementare il proprio vantaggio ed imporsi per 3 lunghezze su Bacciottigno di Roberto Gagliardi e Impertinente di Adelio Frizione, secondo rispettivamente nelle prime 2 e nella terza regata del weekend. Sempre vincenti in tutti i confronti, così nel gruppo 0 i ragazzi di Aria di Giuliano Azimonti e Roberto Preda, Mr. Crab di Roberto Lavagna vince nel gruppo A ed invece Miran di Sergio Somaglia ad esprimere il suo strapotere nel gruppo B. Trionfo di Geniale Eurosystem nella categoria J80. Per fortuna non abbiamo avuto eccessivo vento, abbiamo avuto un po' di mare nel weekend scorso, ma comunque le regate si sono svolte molto bene, con grande soddisfazione sia dei regattanti che nostri. Sappiamo già che per la prossima edizione ci sarà qualche novità. Sì, è stato deciso di inserire una manche in mezzo alle 2 e quindi ci sarà un weekend di regate a dicembre, un altro weekend all'inizio di gennaio.
Sono 2 weekend durante i quali metteremo dei percorsi, diciamo, sulla parte a ponente del Tigullio, nella zona davanti a Rapallo, Santa Margherita, Portofino. Saranno regate principalmente costiere, questo per diversificare un po' i percorsi e soprattutto per gratificare anche i circoli che appartengono al Comitato Società Valliche del Tigullio e che hanno sede in quella zona. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi, l'informazione torna questa sera alle 19:20. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.